nonostante la strumentazione che c'è, le liste d'attesa continuano a essere molto alte e la gente continua, visto che non riesce a trovare le cure qui in regione, prenota visite fuori regione che comunque poi la regione deve andare a pagare. Certo. Si è discusso molto anche sui giornali perché non sono stati dati gli obiettivi ai direttori generali, perché molte prestazioni non rispettavano i tempi stabiliti per urgenza. Io volevo solo raccontare un po' anche ai cittadini che ci ascoltano da casa come funziona. C'è una legge regionale che si occupa delle liste d'attesa, che è la legge 7 del 2009, che prevedeva che ogni anno l'assessore regionale doveva venire entro i primi mesi dell'anno a riferire in commissione competente l'andamento di lista d'attesa, quali prestazioni per quali prestazioni si aspetta troppo e cosa hanno fatto le diverse aziende per ridurre i tempi d'attesa. Questo non è stato fatto per 5 anni, per cui per 5 anni noi siamo stati... Cioè non c'è stato un aggiornamento in aula, un confronto sulle liste d'attesa. Noi avevamo questa relazione fatta all'inizio, i primi anni, tra l'altro in una maniera, diciamo, poco attendibile, perché si misurava le liste d'attesa in un unico giorno dell'anno. Per cui c'era la corsa nei mesi prima a cercare di fare più prestazioni possibili per essere a posto, diciamo, alla data X in cui venivano misurati i tempi d'attesa, e poi per il resto dell'anno i cittadini naturalmente continuavano a avere file lunghissime e dall'altra parte quando uno telefona dice guardi, se vuole in convenzione tra 6 mesi, 8 mesi, un anno, però in privato trova la visita domani mattina. Questo è quello che sentono dire i cittadini quando rispondono, quando chiamano per avere una visita. Finalmente, pochi mesi fa, c'è stata la relazione che è stata valutata anche dalla Commissione per la valutazione della legislazione. Io volevo solo leggere un pezzo di questa relazione. Questa relazione cosa ci dice? Ci dice alla fine, nelle conclusioni, che intanto dice che per risonanza magnetica, TAC e per altre sono state abbattute queste liste? No, sì o no? No, ci sono ancora molte criticità, però poi alla fine dicono che in realtà la capacità produttiva delle TAC, risonanza magnetica e tutte le diagnosi per immagine non risultano saturate. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi abbiamo apparecchiature che sono usate poco. Vuol dire che invece di fare come il privato dalle 8 di mattina alle 8 di sera, senza pensare, dopo magari si possono fare anche esami la notte, ma quantomeno dalle 8 di mattina alle 8 di sera una TAC, una risonanza magnetica andrebbe utilizzata. Questo non viene fatto per problemi organizzativi, per carenze di personale, per mancanza di attenzione, perché si pensa ad altro, e quindi stranamente uno legge, vede criticità, tra le varie criticità anche questi tipi di esami, e poi alla fine in realtà gli strumenti ce li abbiamo ma non vengono usati. Questo è un esempio per dire che in realtà si dice cittadino al centro, stiamo pensando, liste d'attesa, sì, stiamo facendo, poi alla fine la relazione non scritta da noi ma scritta dalla giunta stessa poi sul monitoraggio delle prestazioni ci dice questo.